Pioggia, grandine, raffiche di vento anche a 100 km all'ora, oltre 400 interventi dei vigili del fuoco per l'ondata di maltempo ieri in Veneto, colpito soprattutto il Veronese, la zona del Garda, a Peschiera un ristorante alla deriva sull'acqua. Un 24enne veronese disperso dopo essere caduto in acqua con l'auto nel Mincio a causa del maltempo, salvi gli amici, ragazzo svanito nel nulla, ricerca in corso. In 24 ore scesi 67 cm di neve sulle montagne venete anche a quote basse, passi dolomitici chiusi e strade impraticabili, alcuni turisti bloccati nei rifugi. Un clima del genere non si vedeva a maggio da oltre 60 anni. Marito e moglie in separazione si danno appuntamento alla stazione di San Bonifacio per chiarire alcune questioni, ma l'uomo accoltella la donna e il figlio 27enne ha corso in sua difesa, poi si costituisce. Studentessa danese di 21 anni aggredita a Mestre in pieno giorno, un malvivente le strappa di dosso la collana e fugge lasciandola sotto shock. Nonostante il tempo, oltre 1500 persone ieri in piazza a Giorgione, a Castelfranco, con striscioni e cartelli per chiedere alla Regione la salvaguardia del presidio ospedaliero. Calcio, nonostante il pareggio con il Benevento, il Padova al termine di una stagione deludente retrocede. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, buon inizio di settimana. Questa è la prima edizione dei nostri telegiornali e in primo piano c'è la ondata di maltempo che ieri ha investito tutta la regione. Le zone maggiormente colpite in Veneto sono quelle del lago di Garda, nel Veronese, con una tempesta di vento e piogge, e poi la montagna bellunese, ma non solo, investita da bufere di neve. E intanto un giovane veronese di 24 anni risulta ancora disperso nelle acque del Mincio. Il punto della situazione nel primo servizio. Temperature di diversi gradi al di sotto delle medie stagionali, bufere di neve in montagne, di vento e pioggia in pianura. Una domenica, quella di ieri, che di maggio aveva solo la data sul calendario, ma le condizioni meteorologiche erano quelle tipiche di un giorno di fine inverno. Era da almeno 62 anni che non si viveva una primavera così anomala, con freddo e maltempo che in tutto il Veneto ha creato disagi e danni. Sono stati oltre 400 gli interventi dei vigili del fuoco in Veneto per allagamenti, alberi caduti, 149 nella sola provincia di Verona, una delle zone più colpite insieme al Bellunese, ancora una volta flagellato dal vento e dalla neve, caduta abbondante su tutta la montagna. Nella provincia scaligera l'area maggiormente interessata, quella del lago di Garda, attraversato da una vera e propria bufera. Questa mattina sono riprese le ricerche nel mantovano di un 24enne romeno di Valeggio, finito con l'auto sulla quale viaggiava insieme ad altri 4 amici nel Mincio, inabissandosi. Gli altri ragazzi sono stati salvati, mentre il 24enne risulta tuttora disperso. La zona di Peschiera del Garda, quella maggiormente investita dal maltempo, con una forte grandinata di oltre 10 centimetri, che ha provocato una serie di allagamenti. Paura per il ristorante galleggiante La Barcaccia, che aveva rotto gli ormeggi staccandosi dal molo a causa dei forti venti, andando alla deriva e fermandosi poco prima del ponte della ferrovia. I pompieri, intervenuti con un gommone, l'autogru, autopompa e 7 operatori, hanno raggiunto con alcune cime la barcaccia, riuscendo ad ancorarla per poi trainarla con l'autogru dalla strada fino alla posizione normalmente occupata lungo il fiume Mincio. Anche la Zise e Bardolino, vigili del fuoco al lavoro per la caduta di cipressi. Tempesta di neve invece in montagna, dove in 24 ore sono caduti 67 centimetri di neve. Le aree più colpite, quelle dell'altopiano di Asiago, Misurina, Cortina, Rabba e Falzarego. La neve ha fatto la sua comparsa anche nelle aree delle prealpi bellunesi, sul Nevegal, in Alpago e sul Grappa, in Pian del Cansiglio. Chiusi i passi dolomitici, blackout a Tambre. Decine gli interventi dei vigili del fuoco anche nelle altre province venete, soprattutto per allagamenti e alberi caduti. Nel veneziano danni da Spinea a Chioggia, da Jesolo a San Donà, San Stino, Scorzè. Piccoli dissesti statici e rimozione di ostacoli hanno impegnato nella Marca trevigiani i pompieri, nella Castellana e nell'Asolano, ma anche nella zona dell'Oppitaggino Mottense. Una ventina le richieste di intervento nel Vicentino e nel Padovano per il prosciugamento di scantinati e la rimozione di grosse piante. Intanto il Presidente del Veneto, Luca Zaia, ha disposto che gli uffici regionali avviino l'istruttoria per la dichiarazione dello stato di emergenza in attesa del censimento dei danni che sarà fatto dai sindaci dei comuni colpiti. Il decreto sarà firmato dallo stesso governatore nelle prossime ore.
Ancora dal Veronese, ma questa volta è la cronaca. Si è costituito nella notte ai carabinieri l'uomo che ieri sera a San Bonifacio, al culmine di una lite, ha accoltellato la moglie e il figlio 27enne che era intervenuto a difendere la madre. Entrambi sono ricoverati in prognosi riservata all'ospedale, ma non sono fortunatamente in pericolo di vita. Marito e moglie italiani si erano dati appuntamento alla stazione di San Bonifacio per affrontare alcune questioni legate alla separazione in corso, ma l'uomo improvvisamente ha aggredito la moglie con un coltello e il figlio si è messo in mezzo per separare i genitori. È ferito anche un cittadino bosniaco che ha assistito alla scena ed è intervenuto per difendere la donna. È stato medicato al pronto soccorso dell'ospedale. L'aggressore è fuggito e dopo alcune ore si è costituito ai carabinieri che lo hanno arrestato e accusato di tentato omicidio. E adesso ancora la cronaca e parliamo di sicurezza a Mestre con una giovane studentessa di 21 anni aggredita in pieno giorno in centro a Mestre. Ci racconta quanto accaduto ma anche un altro episodio delle ultime ore la nostra Ilaria Marchiori da Mestre. Ilaria. Buongiorno da Mestre, dove venerdì verso le 18 è avvenuta un'altra rapina. Vittima una studentessa 21enne danese che era sotto casa in via Genova ed era appena scesa per andare a fare la spesa al supermercato quando improvvisamente ha sentito delle mani strette al collo. Ha dovuto chiedere aiuto ad un'amica poi per chiamare la polizia e raccontare quanto era accaduto, perché ancora non conosce bene l'italiano, e ha riportato i fatti agli agenti della volante intervenuti poco dopo. E inizialmente lei pensava che questa persona volesse un'informazione, invece puntava alla sua collana d'oro con un pendente, un oggetto prezioso dal quale lei non si separava mai e dal valore affettivo molto alto. Quindi le ha stretto queste mani al collo e gliel'ha strappata. Ai poliziotti la ragazza ha potuto fornire una descrizione sommaria del rapinatore e si è soffermata in particolare sull'abbigliamento. Ora si spera che grazie all'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona si possa risalire al soggetto. La 21enne ha anche illustrato nel dettaglio il gioiello che le è stato rubato e che con ogni probabilità il malvivente tenterà di rivendere. Nella notte però ancora è stata registrata un'altra brutale aggressione, questa volta ai danni di uno studente straniero di nazionalità tedesca. A fare da sfondo all'episodio è stato il fast food della stazione dei treni, poi è intervenuta la Polfer. Da Mestre è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori, ancora dal Veneziano, con la comunità di dolo sotto shock per la morte di Sara Rizzi, una bimba di appena 11 anni, deceduta a causa di una rara forma di tumore alla spina dorsale che in pochi mesi se l'è portata via. La diagnosi, infatti, lo scorso settembre, la bambina era stata subito sottoposta a chemioterapia seguita all'ospedale di Padova. La famiglia aveva consultato anche alcuni specialisti statunitensi, ma la forma tumorale era stata definita estremamente rara. Venerdì il suo cuore purtroppo ha smesso di battere. Sara lascia la mamma, il papà e la sorella di 16 anni che non l'hanno mai lasciata sola un istante in questa terribile lotta contro il male. I funerali della bimba domani alle 15:30 nel Duomo di Dolo. E adesso invece alcune delle immagini della manifestazione per l'ospedale di Castelfranco. La pioggia di ieri non ha fermato infatti oltre 1500 persone che ieri con striscioni e cartelloni sono scesi in piazza Giorgione per chiedere alla Regione di salvaguardare il presidio castellano. E la polemica sul schede ospedaliere di queste settimane, peraltro in queste ore in tutte le ASL, nelle direzioni delle ASL del Veneto ci sono delle conferenze stampa indette dai direttori generali proprio per spiegare un po' la situazione anche della vicenda e dello scontro con i medici. Ebbene, la manifestazione è stata organizzata dal comitato Difendiamo il nostro ospedale, una trentina di persone arrivate addirittura dalla Puglia, sono ex pazienti curati al San Giacomo che, appresa la notizia del classamento con le schede ospedaliere, hanno voluto prendere parte alla manifestazione di ieri. Torniamo alla cronaca adesso. Scappano alla vista della polizia locale arrivata per un controllo nell'appartamento che era di fatto una sartoria, 2 cittadini cinesi espulsi che erano nel nostro paese illegalmente. Bolzano Vicentino, arriva la polizia locale e agenti dell'ufficio immigrazione e loro cercano di fuggire dal retro dello stabile. È accaduto in via Ponte ai primi di maggio, quando le forze dell'ordine sono arrivate per un nuovo controllo a quell'appartamento con annessa sartoria, dove già ad aprile era stata identificata una 51enne cinese sprovvista di qualsivoglia documento di identificazione e permesso di soggiorno.
Tornati sul luogo un mese dopo per verificare l'idoneità dei locali e l'effettiva consistenza del nucleo residente, 3 cinesi hanno cercato di sfuggire al controllo scappando dal retro e nascondendosi in un fossato, ma sono stati individuati e riportati in casa. Dai riscontri, i 3 sarebbero in Italia dal 2002-2003 illegalmente, senza un'apparente fonte di reddito e una dimora fissa. 2, un 45enne e un 50enne cinesi, sono stati espulsi dal paese. Al 49enne proprietario dell'immobile è stato contestato anche il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, oltre ad altre violazioni amministrative. Il gruppo che lui guida da tempo, 100% Animalisti, si è reso protagonista diverse volte di episodi di blitz anche eclatanti. Adesso per il leader di 100% Animalisti, Paolo Mocavero, arriva un daspo urbano e quindi l'impossibilità di mettere piede a Padova. Foglio di via obbligatorio della questura di Padova nei confronti di Paolo Mocavero, il leader del gruppo 100% Animalisti. In sostanza Mocavero, che attualmente risiede fuori città, è stato proibito di tornare nel comune di Padova per un periodo di 3 anni. Il foglio di via nasce dall'inchiesta che la polizia ha aperto nei suoi confronti dopo gli insulti che l'ex DJ avrebbe rivolto ai visitatori di un circo che aveva fatto tappa in città nel dicembre scorso, protesta che aveva portato all'intervento della Digos. Da lì evidentemente l'apertura dell'indagine. Mocavero ha risposto affermando che rispetterà il provvedimento della questura, che considera una medaglia al valore per aver contrastato i nemici degli animali, e che 100% Animalisti non è solo Paolo Mocavero. Ma la cronaca adesso alle vostre richieste, alle vostre segnalazioni. Da mesi i residenti di Corso del Popolo, e siamo di nuovo a Mestre, chiedono venga ripristinata una linea d'autobus diretta verso l'ospedale, perché è un disagio, soprattutto per tante persone anziane. Siamo tornati da queste persone per sentire la loro voce. Sentiamo. Tutta la popolazione che vive in Corso del Popolo e tutte le vie circostanti, che siamo migliaia e migliaia di persone, avevamo 2 linee che ci portavano all'ospedale, la cosa più necessaria che ci possa essere. Quell'autobus da diversi mesi non c'è più. La riforma delle linee del trasporto pubblico costringe chi abita in questa zona di Mestre ad un giro più lungo e complesso, un cambiamento che per molti anziani rappresenta più di un semplice disagio, rappresenta un autentico viaggio che a seconda delle condizioni di salute è difficile da portare a termine. C'è tantissima gente che non ce la fa come è messo ora il cambio in Piazzale Cialdini, prendere l'altro e non c'è coincidenza, quindi a volte che da aspettare anche mezz'ora. Fulvio Tanzini ha 88 anni, a volte si organizza lui stesso per offrire un passaggio in macchina a chi ha bisogno di recarsi in ospedale, e non è il solo. C'è chi chiama un taxi accollandosi un'ulteriore spesa, oppure si rivolge ad amici con l'automobile. Per ripristinare la linea diretta del bus da Corso del Popolo all'ospedale si è mobilitato un quartiere. C'è 2000 firme depositate. Poi ho avuto occasione di parlare anche col sindaco, molto gentilmente mi ascoltò e disse abbiamo preso in considerazione questo servizio e siamo dietro a vedere se si può ripristinare, però dice non sono sicuro se verrà rimesso. Penso di sì, mi disse. Questo devo dire la verità, fu molto gentile ad ascoltarmi, però per ora cambiamenti ci sono stati e disagi sono tanti. Restiamo a Mestre per sentire un po' il parere dei cittadini sulle 2 novità in ambito scolastico di cui si discute in questi giorni, la reintroduzione dell'educazione civica, ma soprattutto l'eliminazione delle note alle scuole elementari. 451 voti favorevoli, nessun contrario e 3 astenuti. È quasi unanime il voto del Senato sulla rivoluzione in vista nelle scuole elementari. I bambini tra i 6 e i 10 anni che a scuola non si comportano bene non avranno più la punizione della nota sul diario o sul registro e nemmeno sospensioni o espulsioni. Nessun buonismo, sottolinea l'Associazione dei Presidi Italiani. Molto meglio fare leva sulla collaborazione delle famiglie. I mestrini cosa ne pensano? Le note ai bambini elementari non se ne rendono neanche conto, secondo me, di quello che... No, ma scherziamo, sono anche contro ai castighi, figuriamoci le note. No, assolutamente no, fuori luogo. Ma anche in effetti non servono a niente. La seconda novità sarà la reintroduzione dell'educazione civica come materia obbligatoria, con voto in pagella alla fine dell'anno per scuola primaria e secondaria. Anche qui giudizio favorevole dei cittadini. Era ora. Ma perché l'avevano tolta, secondo te?
perché troppa tecnologia, troppa modernità, porta poi al disastro completo, secondo me. Era ora comunque. Non vedo tanto giusto, anche quando cominciano a alzare le mani sugli insegnanti o cosa, bisogneria dire che i genitori fossero più genitori. Colpa dei genitori? Sì, e dai che qualche vescovo è otto. Sì. E penso sia giusto che i ragazzi siano più educati, nel senso, ho visto personalmente questa cosa, c'è poco senso dello Stato, delle istituzioni. Personalmente sono contento se ci fosse di più. Io l'ho studiato all'epoca, no, ma era una materia trascurata, poco seguita. È giusto reintrodurla, secondo lei? Ma dipende, da una certa età sì, ma alla scuola media per esempio no. Troppo piccoli? Troppo piccoli, non si rendono conto. Sì, decisamente sì. Io la facevo quando andavo a scuola, direi che è utile come per i ragazzi al giorno d'oggi sicuramente. Ne sanno molto poco. Ne sanno molto poco, dico. Nulla, non molto poco, c'è una civiltà proprio dilagante. Pochi istanti, torniamo subito. Speranza. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Lo sport e il calcio, è stata una stagione deludente per il Padova, il finale lo è ancora di più. La retrocessione ora è una triste certezza per il Padova, nonostante i biancoscudati abbiano tentato più volte di portare a casa il risultato contro il Benevento. Il match si è concluso con un pareggio, un 3-3 che ha matematicamente relegato il Padova alla Serie C. Biancoscudati per ben 2 volte in vantaggio e in altrettante occasioni raggiunti. Poi al 90° il gol di Baraie quando nessuno ci sperava più, ma l'illusione dura giusto un attimo. Poi il gol di coda mette la parola fine all'avventura del Padova in Serie B, una prestazione convincente che è arrivata però troppo tardi, quando ormai le possibilità per rimanere in B erano scarse. Per il Padova si conclude così una stagione deludente, con troppi cambi sulla panchina. Dopo il pareggio in trasferta con il Benevento, ora anche una vittoria nella prossima partita con il Livorno non potrebbe garantire la salvezza. La sanità ora è stato il pioniere del pronto soccorso in Italia. Sabato una cerimonia di intitolazione di una sala dell'ospedale di Conegliano a Savino Ghiro. Vediamo. Una targa fissa al pronto soccorso dell'ospedale di Conegliano per ricordare la figura di Savino Ghiro, morto un anno fa all'età di 95 anni e a cui è stata intitolata l'area osservazione breve intensiva. Ghiro dal 1970 al 1988 è stato primario proprio del pronto soccorso ed è considerato il creatore dell'unità operativa di emergenza come oggi noi la conosciamo. Il primo vero pronto soccorso, perché prima il reparto non era autonomo, c'erano i pronti soccorso ma dipendevano dagli altri reparti, mentre quando è arrivato mio marito, che è andato al pronto soccorso come primario, ha detto voglio arrivare a averlo autonomo e con medici qualificati e non a rotazione come era in precedenza. Originario di Noventa Vicentina, nel 1965 Ghiro si trasferisce a Conegliano, dove continua la sua carriera medica, prima in chirurgia, poi in pronto soccorso, di cui è diventato il primo primario. Ma Ghiro viene anche ricordato per il suo grande impegno nel campo medico. È stato, tra gli altri, fondatore della sezione triveneta della Società Italiana di Medicina d'Urgenza e della prima sezione italiana dell'Associazione Italiana Soccorritori a Conegliano, dove ha pure creato il consultorio Centro per la Famiglia. Prendersi cura di chi era malato, sofferente, è stata la missione nella vita di Savino Ghiro. È stata un'avventura favolosa, difficilissima, però ci è riuscito e sono orgogliosa di quello che ha fatto e per l'umanità che ci ha messo. Ancora nella Marca, nel capoluogo a Treviso, con la cultura, è una mostra particolare, davvero interessante, aperta fino a tutta la settimana nelle stanze rinascimentali di Ca' Robeganna. Ma che cos'è il design? Il design vuol dire progettare qualcosa in cui viviamo, quindi il design fa parte della nostra vita. Ecco gli oggetti della quotidianità dove la bellezza è il valore aggiunto. Un di più che fa la differenza non solo nell'economia ma soprattutto nella storia. E la Marca trevigiana è ricca di questi casi, dove all'abilità del saper fare si è aggiunta l'idea di un oggetto bello da ammirare. Volete qualche esempio? Andiamo ad Asolo, dalla famiglia Brion. Televisore portatile della Brion Vega, tra l'altro il primo televisore portatile prodotto,
ha una linea attualissima. Loro sono stati molto illuminati perché in effetti hanno fatto grandi fatturati ma con produzioni limitate, non hanno prodotto tantissimi oggetti, però quelli che hanno prodotto sono riconoscibili in tutto il mondo. Il televisore degli esolani Brion è uno degli oggetti della mostra Hotel Design, visitabile gratuitamente per tutta la settimana nella trevigiana Caro Began. Un'esposizione non solo di oggetti da ammirare, ma da studiare per capire come la genialità si esprima in oggetti belli, utili e sorprendenti, come per questa lampada, con la luce che arriva da dove non ti aspetti. Bellezza negli oggetti che si traduce anche in praticità, come per queste posate davvero particolari progettate da Carlo Scarpa. C'è la particolarità che la forchetta ha 5 rebbi, quindi 5 punte, e uno si domanda perché 5 punte e non 4 come in tutte le forchette o addirittura 3, perché Carlo Scarpa riteneva che con 5 rebbi lo spaghetto si potesse fare su bene, attorcigliare bene. Idee che i nostri imprenditori hanno concretizzato in oggetti che sono delle vere e proprie opere d'arte, ma anche prodotti ancora oggi richiesti dal mercato. Sono i 50 anni dello sbarco sulla Luna e dei 50 anni che il signor Giancarlo Zanatta ha inventato il moon boot. Il moon boot non è nient'altro che diciamo così, lo stivale che aveva l'astronauta. Oggetti da ammirare che portano anche a riflettere su cosa sia il miracolo del Nord-Est. E grazie a questa individualità, quindi a questi imprenditori, a questi designer che siamo conosciuti nel mondo, facciamo forse fatica a fare sistema, dovremmo cominciare a fare un po' di sistema per essere più forti e più concorrenziali rispetto alle altre nazioni. Ore 13, fra pochissimo parleremo di un tema di cui si dibatte in questi giorni dopo le parole del Ministro dell'Interno Salvini sulla possibilità di introdurre la castrazione chimica in Italia per gli stupratori. Ebbene, ne parliamo a ore 13 con Don Marino Ruggero, parroco di Sant'Agostino di Albignasego a Padova, Michele Canil, neuropsicologo e psicoterapeuta, e Decio Armanini, endocrinologo dell'Università di Padova. E poi questa sera 20:10, la politica, in studio con Ferdinando Avarino due candidati alle elezioni europee, Antonio Candiello del Movimento 5 Stelle e Carlo Cardona con la lista di Casa Pound. E poi alle 21:15 Ring, la politica alle corde, l'attualità nel nostro talk show del lunedì sera in prima serata. Oltre a Antonio Candiello del Movimento 5 Stelle ci saranno Gian Antonio Darè della Lega, Fausto Pozzobon della Sinistra, Sandra Savino di Forza Italia e Achille Variati del Partito Democratico. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Migliora il tempo sulle nostre regioni, anche se l'inizio della settimana sarà ancora all'insegna di una lieve instabilità. Ma vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto al mattino il cielo sarà molto nuvoloso con qualche pioggia ancora a carattere sparso. Dal pomeriggio invece sarà più asciutto anche con ampi spazi soleggiati. Temperature minime tra 4 e 10 gradi, massime in aumento tra 16 e 18 gradi. E il cielo risulterà coperto anche sul Friuli Venezia Giulia con residue precipitazioni nella prima parte della giornata. Col passare delle ore tenderà a migliorare con un tempo che sarà via via più stabile. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime in ripresa sui 13 gradi. Diamo infine uno sguardo al Trentino Alto Adige. Anche in questo caso avremo più nubi al mattino e non si esclude anche qualche veloce rovescio. Poi andrà migliorando con più sole dal pomeriggio. Temperature minime sui 4 gradi, massime tra 16 e 17 gradi. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.